difesa della Battipagliese non ha concesso granché, quasi nulla, però al cospetto di una corazzata forse il pareggio era più giusto. Ma questo non lo so, noi sapevamo della forza della squadra, perché comunque oltre ad essere una forte squadra è allenata secondo me da un grande allenatore. Chiaro che noi per la prima volta abbiamo provato a giocare in maniera diversa, buttando subito dentro le due punte con la speranza di poter quantomeno fisicamente riuscire a contrastare soprattutto sulle palle aeree. Devo dire che il primo tempo tutto sommato ai punti avremmo meritato un qualcosa in più, purtroppo il calcio non è la box, quindi dispiace essere andati in svantaggio su una palla che era praticamente nostra, un disimpegno sbagliato ha prodotto la loro palla inattiva e abbiamo preso gol. Ecco mister, probabilmente anche sulla punizione da dove è nato il gol c'è qualche recriminazione, no? Perché è un fallo più di esperienza che cercato più che consistente, insomma. Così sì, come... ma la differenza tra le due squadre c'è, non è solo né tecnica né tattica né societaria, è anche a livello di esperienza, perché comunque noi abbiamo una squadra giovane, giovanissima, oggi è esordito un altro ragazzo in eccellenza, De Santis, quindi noi purtroppo dobbiamo essere bravi ad allenare ciò che abbiamo, dove siamo, con le strutture che abbiamo. Quindi il nostro campionato passa anche da battipaglia, nel senso non era una partita che ci siamo concessi subito, abbiamo provato a giocarla, secondo me il primo tempo anche abbastanza bene, nel secondo tempo, con mio rammarico, è stata una partita virtuale, cioè non si è mai giocato, appena provavamo a mettere il naso fuori dall'area di rigore o dalla tre quarti nostra subito c'era un fallo sistematico oppure una situazione che ci evitava di crescere proprio sul nastro. Ecco mister, ma questa Battipagliese ha trovato delle difficoltà, come ha detto lei nel primo tempo, no? Ma Lardo nella prima frazione di gioco, grazie anche a Dell'Angelo e Sfera, se non sbaglio, i due difensori centrali non hanno toccato mai palla, tranne negli ultimi minuti dove casualmente si è trovato un'occasione da gol che ha sciupato. Però nel primo tempo probabilmente la squadra che doveva trovarsi in vantaggio si è trovata in svantaggio, e lì il succo della partita, no? E poi nel secondo tempo qualche palla in più l'hanno avuto con Lombardi che ha sprecato, però nel secondo tempo hanno anche legittimato quello che era il risultato, però torno a ripetere, è stata una partita virtuale dove noi ogni volta sul nascere venivamo stoppati o nel dubbio di una punizione oppure nella capacità dell'avversario di fermarci e ripartire, quindi il grande rammarico è che comunque questa squadra il primo tempo è uscita dal campo sull'1-0, forse quello è un risultato secondo me non veritiero, ecco. Poi la Battipagliese ha fatto la cosa più difficile di tutta la gara, cioè vincerla. Ecco mister, poi anche nella combinazione, non so se poi lei ama parlare anche dell'arbitro, però in sostanza almeno dalla tribuna, non so come l'ha visto lei, il calcio di rigore per il tocco di mano del difensore, c'era il numero 10 del Baronisti che ha protestato moltissimo, lascia qualche perplessità. Allora, se io che ho 33 anni e voglio fare l'allenatore a 33 anni mi metto a sottolineare quello che può essere stata una mancanza dell'arbitro, sono sulla strada sbagliata. Io mi fermo a valutare la prestazione dei miei ragazzi che hanno corso fino al 95esimo, che hanno cercato il tutto per portare a casa un risultato positivo, non ci sono riusciti come a Vichequenze, però è chiaro che oggi andiamo via da questo campo con la consapevolezza che a Vichequenze e Battipagliese comunque abbiamo tenuto testa. Loro, ripeto, hanno fatto la cosa più difficile, cioè che vince la partita. Noi ci serve da esperienza e sono convinto che la partita ce la ritroveremo e nelle gambe e nella testa. Più di questo. Ecco, questa è un'ultimissima domanda rispetto alla Libertas Stabia, dove probabilmente rispetto alle ultime due prestazioni del Baronisti è stata la peggiore tra virgolette rispetto alle ultime due, quindi vuol dire che da parte sua, da parte della sua squadra c'è un crescendo tecnico-tattico, perché la squadra è anche brava nel fraseggio, anche brava nei momenti topici da gara. Peccato che non riesce a, per esempio quell'occasione di Marino fosse andata dentro, ecco, lì su una bella azione corale, su un bel cross dalla destra sarebbe stata tutt'altra partita, quindi è anche la fortuna quello che ha condizionato i Baronisti, che cresce tuttavia a suo parere di partita in partita, perché la squadra oggi, come lei l'ha messa in campo, è stata impeccabile con le sue condizioni. No, ma io torno a ripetere, io i ragazzi li ho promossi dopo ogni gara. È chiaro che se alla quarta di campionato si pretende da una squadra che ha un'età media, e lo sottolineo perché il merito è dei ragazzi, attenzione,
che ha un'età media di 28.8, cioè di 21.8, c'è una squadra giovanissima che alla quarta di campionato gioca a memoria, con tutto il rispetto per chi viene a vedere le partite e chi ci giudica, è il campo sbagliato, devono andare da un'altra parte. Questa è una squadra che alla lunga e attraverso la quantità otterrà il suo risultato, che è una brillante salvezza. Lei non vuole parlare dell'arbitraggio, però dell'economia generale della partita, quell'episodio a cui di fatti conta, nel senso che 1-0 sì, condiziona in maniera favorevole il campionato della Battipagliese, ma non condiziona in maniera negativa il campionato del Baronissi. Cioè Baronissi comunque deve giocarsela con tutte le squadre tenendo testa fino all'ultimo minuto. Io sono dell'idea che i torti e i favori alla fine dell'anno si bilanciano. È chiaro, dà fastidio, perché è inutile nasconderci, dà fastidio quando vedi che qualcosa ti viene negato, però è anche vero che secondo me quello lì è il meno, cioè io andrei più alla ricerca di una situazione, proprio un secondo tempo virtuale, cioè io mi lamento più di quello che del calcio di rigore non dato, perché non far giocare una squadra sistematicamente su ogni palla, fermarla, secondo me lì ci vuole altro. Io di quello mi posso lamentare, mi posso lamentare del rigore. Il rigore è un episodio, a volte te lo danno, a volte non te lo danno. È proprio il secondo tempo che per noi è stato virtuale, cioè noi non abbiamo mai giocato.